Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi faremo due pieghe nella splendida Costa Smeralda in compagnia di Alberto e Giulia, che hanno deciso di esplorare per la prima volta la nostra incantevole isola in sella al loro bestiale KTM 1290 Adventure S. Andiamo avventurieri, iniziamo questo mini tour costiero. Arrivati a Cannigione, ora andiamo per il porto turistico e vediamo se sono arrivati i nostri amici continentali che hanno scelto la Sardegna per trascorrere le loro vacanze pasquali. Eccolo qua il 1290. Direttamente da Palermo, ecco. Buongiorno. Ciao, piacere. Che spettacolo! Abbiamo una bella inquadratura. Bene, andiamo. Bene, adesso con Alberto e Giulia facciamo un giro panoramico in Costa Smeralda. Oggi è leggermente più mosso il mare. È leggermente più mosso il mare rispetto al video. Ora andiamo al borgo di Portocervo perché non ci sono mai stati. C'è una discoteca nella roccia proprio, si chiama Ritual.
È scavato all'interno della roccia, ci sono le stanze. No, il ritual si chiama. Eh sì, sono diverse piste da ballo scavate dentro la roccia. È bella sì. Vedi che sono quei cassetti, sono quelle punte lì. Adesso è chiuso ovviamente. Dovete venire d'estate. Abbastanza ventosa la giornata, raramente qua ci va il Grecale, ma oggi è proprio nord-est. Vi ho portato nel luogo dove vi dovete sposare. Mamma mia! Era una bella vacanza! Guarda che carina, questa è una delle chiese cioè la chiesa più famosa di Portocervo, Stella Maris si chiama, è tutta fatta in legno di ginepro. E qui stiamo arrivando al Porto Vecchio. Ovviamente in questo periodo è di libero accesso. Come dicevo in queste storie di questi giorni, guardate che schifo il mare qua, i coloracci che ci sono. Adesso andiamo a Capriccioli.
questo è il Cala di Volpe, quello da 2000 euro, la stanza più economica. Adesso andiamo più avanti, c'è la spiaggia di Capriccioli. Poi vi faccio vedere quella della Celgia, almeno ne vedete una dove non c'è vento, che è dall'altra parte, che non è esposta. Adesso filmiamo in diretta la reazione di due siciliani che vedono Capriccioli. Oggi un po' agitata per via del Grecale. Veramente bella. Bene avventurieri, anche questa moto passeggiata in compagnia di Alberto e Giulia finisce qui. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, mettete un bel mi piace al video, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e se vi trovate in Sardegna anche solo di passaggio, contattatemi che organizziamo due pieghe insieme e perché no un simpatico filmato. Ciao avventurieri!